Quinta corsa, premio Fotofinish, sono in 9 dopo i ritiri dell'1 e del 9. 2 Biscuit del Nord, Maurizio Visco, 3 Amateur, Daniele Cuglini, 4 BFC Francis, Marcello Di Nicola, 5 Briscola Matley, Davide Angeletti, 6 Brisei De Cola, Antonio Greppi, seconda fila 7 Aga dei Veltri, Carmine Piscuoglio, 8 Bailar Contigo, Andrea Bigliardi, 10 Adone delle Selve, Francesco Facci, 11 Big Jim LF, Alessandro Gocciadoro. Vediamo l'errore da parte del numero 8 di Bailar Contigo. Amateur cerca di respingere l'attacco portatogli da Brisei De Col. Alla fine passa l'allievo di Antonio Greppi, la femmina, che è in vantaggio su Amateur, che va subito a richiedere strada e trova il via libera, quindi ripassa davanti Amateur dopo i primi 200 metri. Seconda posizione alla corda per Brisei De Col davanti a Biscuit del Nord, partita abbastanza bene, terza alla corda, mentre di fuori scoperto, già vicino ai primi, Big Jim LF. Arriviamo al paletto dei 400 in 34. Siamo sulla seconda curva con in vantaggio Amateur, reduce ricordiamo dalla vittoria 2 giorni fa a Firenze, che deve arginare l'attacco portatogli all'esterno da Alessandro Gocciadoro con Big Jim LF. Frazione in 14,9 sulla seconda curva, passaggio davanti alle tribune, sempre in vantaggio Amateur, Big Jim LF al suo esterno, poi si forma la pariglia con Aga dei Veltri che affianca Brisei De Col, poi lungo la corda è Biscuit del Nord con Adone delle Selve che accenna alla terza ruota. Tanto i cavalli sono ormai a compimento del chilometro, passato dal battistrada in 1,14,5. Quindi sta andando svelto Amateur davanti a Brisei De Col, Big Jim LF che è un po' in difficoltà al suo esterno, poi Biscuit del Nord che volendo avrebbe anche la destra libera, ma Amateur fa sul serio, percorre ancora in 14,4 la retta di là, siamo sulla curva finale, sempre in vantaggio l'allievo di Davide Cuglini, tenta a tenere il ritmo Brisei De Col, ma in difficoltà leggera anche Big Jim LF che ormai è una lunghezza dal battistrada, che entra ancora in netto vantaggio in retta d'arrivo. Amateur ha iniziato ad andare tardi ma sta andando veramente forte, viene a bissare nettamente la vittoria dell'altro giorno. Amateur vince come vuole davanti a un buon Big Jim LF, mentre Adone delle Selve batte probabilmente Brisei De Col. Media al chilometro di 1,13,3 per il figlio di Lux the Star, che anche oggi in percorso di testa ha vinto nettamente. Daniele Cuglini alla guida al training per la scuderia radicata Amateur, lo rivediamo. Frustino in spalla, nella maniera più facile possibile. Viene a vincere, rivediamo la lotta per le piazze perché ci sono molto vicini. Vediamo il secondo posto probabilmente è per il numero 11 di Big Jim LF, no, la lotta era serrata per il terzo, probabilmente Adone delle Selve, esatto, batte Brisei De Col.